I 400 oggi hanno deciso di non varcare i cancelli dell'azienda Faè. Il colpo d'occhio ha subito reso l'idea della drammaticità della situazione. Oggi è stato il giorno della rabbia e della protesta dei lavoratori Safilo, sulle teste dei quali da un anno almeno è iniziata a calare la mannaia degli esuberi. Di questi tempi già a fine 2018 i timori per il mancato rinnovo della licenza Dior avevano fatto tremare le vene ai polsi. Sono le 9:30, siamo nella zona industriale di Longarone. Oggi è la grande giornata della manifestazione dei lavoratori di Safilo. Stiamo intravedendo i rappresentanti della politica e stiamo vedendo i lavoratori che stanno in questo momento vivendo uno, credo, dei momenti più drammatici della loro storia. Ce l'aspettavamo sotto certi aspetti sicuramente, ma che fosse una tegola così pesante anche no. Il corteo dei lavoratori sotto una copiosa nevicata si è mosso dalla sede in zona industriale e si è spinto fino sulla 51 di Alemagna. I parlamentari si sono assunti la responsabilità del temporaneo blocco del traffico dopo una mediazione con il dirigente della questura di Belluno. Fianco a fianco con i lavoratori di Safilo, i terzisti artigiani, i colleghi di Luxottica, i volti cupi, i commenti durissimi. È stato un colpo duro. Voglio dire che bisogna stare attenti, mi rivolgo anche a tutte le maestranze, tutti i manager precedenti, attuali e futuri. Questo è un olocausto industriale italiano. Stanno chiudendo dappertutto e nessuno fa niente. Ce l'aspettavamo sì, però non in questi termini, probabilmente, non così pesante, non così repentina. È stato uno shock. Una batosta del genere non ce l'aspettavano veramente. Lei che cosa vorrei? Se avesse davanti l'amministratore delegato di Safilo, che cosa le direbbe? Niente, è meglio che sto zitta. Questo è l'acronimo che è stato coniato oggi, l'acronimo di Safilo, il nuovo acronimo di Safilo. State abbandonando famiglie indifese, lavoratori onesti e naturalmente vergognatevi. Questa è la situazione che si sta vivendo davanti allo stabilimento Safilo di Longarone, dove 400 lavoratori rischiano di perdere il loro posto di lavoro.